Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Notte di arresti a Palermo, in manette 181 tra vecchi e nuovi boss. Cellulari criptati, riunioni in videochiamata, droga e pizzo. Cosa Nostra si stava riorganizzando. Il procuratore De Lucia, la mafia, cerca di ricostruire il suo esercito, ma lo Stato reagisce. Depistaggio, parla il pentito Riggio, anche una donna nella strage di Capaci. Tunisino di 30 anni ucciso a colpi di pistola a 2 passi dal municipio di Ribera, tra le ipotesi un regolamento di conti. Grave incidente sul lavoro a Siracusa, un mezzo di una ditta incaricata di sostituire la pubblica illuminazione viene investito da un furgone, un operaio precipita dal cestello ed è gravissimo. Catania, dopo l'esplosione a Trappeto Nord e rientro a casa di alcuni residenti della zona rossa, torna l'allaccio a Trappeto Sud e a Sannullo. Grande successo per Devoti Tutti, la maratona televisiva con cui Antenna Sicilia e Telecolor hanno seguito la festa di Sant'Agata, oltre 2,5 milioni di telespettatori. Domani sera la diretta dell'8ª a partire dalle 19. Calcio, il Palermo presenta Audero, felice di essere qui a Catania, morale in crescita per la sfida con la Casertana. Maxi blitz antimafia a Palermo, 181 gli arresti, in manette giovani leve e vecchi boss, decapitate le roccaforti di Cosa Nostra, una mafia 3.0 che si incontra anche tramite i criptofonini. Sentiamo Marco Gullà. Le sirene squarciano il silenzio della notte di Palermo, una notte di arresti per mafia nel capoluogo, 181 persone in manette, oltre 1200 militari impegnati. Sono numeri impressionanti per un blitz che mette in ginocchio Cosa Nostra nel cuore dei suoi mandamenti. San Lorenzo, Porta Nuova, Santa Maria di Gesù, Bagheria, Pagliarelli e Noce. È una mafia che adesso si allinea ai nuovi dettami tecnologici e fa riunioni in videocall o utilizza criptofonini per gli incontri da remoto. Sono smartphone che usano metodi di crittografia per proteggere i vari sistemi di comunicazione. Una mafia col sogno nel cassetto di ripristinare la cupola provinciale e quelle regole che rimangono al momento l'unico legame con la vecchia Cosa Nostra. Questa è un'organizzazione che cerca di essere moderna ma continua a essere tradizionale. Le regole sono fondamentali, senza le regole non c'è Cosa Nostra e quindi il rispetto alle regole, e da qui il ruolo dei soggetti più anziani, è importantissimo. Droga e pizzo a tappeto anche attraverso l'imposizione del pesce nei ristoranti di Mondello e Sferracavallo e poi gli incontri telefonici con i boss detenuti in carcere. Il circuito dell'alta sicurezza è un circuito penitenziario che è assoggettato al dominio delle organizzazioni criminali, nei quali i mafiosi detenuti godono di intatta capacità di comunicazione, di diramazione di direttive criminose. È un tema estremamente delicato, ma proprio questa indagine impone di aprire una riflessione profonda. L'indagine dell'Arma ha accertato infatti che ai boss detenuti venivano consegnati cellulari utilizzati per chiamare all'esterno. Dalla cella i padrini contattavano i familiari che li facevano parlare poi con gli uomini d'onore liberi, consentendo loro così di tenere summit mafiosi, di concordare strategie sul commercio della droga e anche di commissionare vendette e agguati. Vediamo adesso altri particolari di questo duro colpo a Cosa Nostra che ha stroncato tra l'altro anche il potere dei mafiosi nelle carceri. Simona Mazzone. Quando il procuratore Melillo parla di debolezza del circuito penitenziario, si riferisce alla disinvoltura dei mafiosi detenuti che tenevano in cella cellulari criptati, non rintracciabili, per parlare indisturbati di affari e dare ordini all'esterno. Uno di loro ha persino commissionato una spedizione punitiva contro il rivale, assistendo in diretta video al suo massacro. Capi mafia imparentati tra loro e giovani reclute da mettere al soldo. Il boss intercettato che suggerisce a una nuova leva di andare a scuola come faceva il padrino del film. Conoscerà i dottori, avvocati, quelli che comandano l'Italia, l'Europa, gli dice. Vincoli di parentela, di immutata fedeltà, la famiglia mafiosa paragonata al sacramento del matrimonio. Cosa Nostra, t'amaritassi sta muglieri e t'aporti fino a vita, dice un boss.
Una mafia radicata con imposizioni a tappeto in interi quartieri. Cosa Nostra che si autofinanzia con la droga. Con quel denaro compra armi sul dark web e sovvenziona le famiglie dei boss. Ma si stufa presto. Gli pare che c'è la banca. Non è che per dire uno impiegato all'INPS sbotta uno dei boss intercettati, riferendosi al mantenimento della famiglia dell'affiliato in carcere. Quel mondo così impenetrabile è stato squarciato e fuori dalla caserma dei carabinieri di Palermo in Piazza Verdi decine i parenti degli arrestati restano immobili, mentre quella fortezza per loro intoccabile, creata su fiumi di sangue e malaffare, è stata espugnata. E la Commissione parlamentare antimafia fa sapere di stare lavorando ad una stretta al 41 bis e tra le ipotesi c'è quella del ripristino del divieto di concedere benefici penitenziari ai condannati al 41 bis, salvo che nei casi di collaborazione con la giustizia. Per la Presidente Chiara Colosimo la Commissione ha acceso un faro proprio sul nodo delle carceri, dal momento che, come appare in tutta chiarezza dall'operazione di Palermo, c'è la necessità di recidere il legame tra i detenuti e le famiglie in libertà. A Caltanissetta la deposizione fiume del pentito Pietro Riggio, ex poliziotto penitenziario vicino a Cosa Nostra, nel processo per depistaggio a carico, fra l'altro, di 2 generali dei carabinieri. Rita Cinardi. Una deposizione fiume, quella resa oggi dal pentito Pietro Riggio nel corso di un nuovo processo per depistaggio che si celebra a Caltanissetta a carico degli ex generali dei carabinieri, oggi in pensione, Angiolo Pellegrini, storico collaboratore del giudice Giovanni Falcone, e Alberto Tersigni, entrambi per anni in forza alla DIA. Secondo la procura di Caltanissetta, rappresentata oggi in aula dal PM Pasquale Pacifico, i 2 ufficiali avrebbero ostacolato le indagini a riscontro proprio delle dichiarazioni del pentito Pietro Riggio, ex agente della polizia penitenziaria, poi arrestato con l'accusa di essere legato a clan mafiosi. Secondo l'accusa non avrebbero dato il giusto peso alle rivelazioni di Riggio, che avrebbero potuto portare alla cattura dell'allora latitante Bernardo Provenzano, e quelle relative a un progetto di attentato all'ex giudice del pool antimafia Leonardo Guarnotta. Alla sbarra anche l'ex poliziotto Giovanni Peluso, imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, che secondo la procura avrebbe favorito la latitanza del boss corleonese. Riggio in udienza ha raccontato che i 2 ex ufficiali della DIA gli chiesero di infiltrarsi dentro Cosa Nostra per arrivare alla cattura di Provenzano. Si impegnò a fare da ponte con il boss mafioso Carmelo Barbieri, suo cugino acquisito, ma alla fine non fu data la giusta rilevanza alle sue dichiarazioni. Sempre Riggio ha raccontato di alcune rivelazioni di Peluso sulla strage di Capaci, come quelle relative alla partecipazione all'attentato di una donna appartenente ai servizi segreti libici. Omicidio a Ribera in provincia di Agrigento. Un immigrato tunisino è stato ucciso a colpi di pistola proprio a pochi passi dal municipio. Davide Sardo. Omicidio nel cuore di Ribera, in provincia di Agrigento. Un uomo di 30 anni, immigrato tunisino, è stato ucciso a colpi di pistola in via Buoni Amici, a pochi passi dal municipio e da Corso Umberto I. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava davanti a un bar con alcuni connazionali quando un'auto bianca si è avvicinata. Dal finestrino sono partiti almeno 2 colpi che lo hanno raggiunto al petto. Soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, è morto poco dopo. Le forze dell'ordine monitorano da tempo la zona ritenuta un punto nevralgico per alcune attività illecite. Gli inquirenti ipotizzano un regolamento di conti, ma non escludono altre piste. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno della Procura di Sciacca, che ha disposto il sequestro delle immagini delle telecamere di sorveglianza. In caserma vengono ascoltati testimoni per fare luce sulla vicenda. In tutta la città è già scattata la caccia all'uomo per risalire all'identità del sicario. Incidente sul lavoro a Siracusa, un operaio è precipitato dal cestello di un camion mentre era impegnato a sostituire alcune pubbliche illuminazioni. Il mezzo era stato investito da un furgone. Francesco Aloi. Forte botto e ovviamente poi ho visto persone correre verso la persona che è caduta e anche noi siamo andati appresso a loro. Un forte botto. Chi era presente ci racconta così l'impatto tra il furgone ed il braccio di questo mezzo in via Piave, nel rione Borgata a Siracusa. Su quel cestello c'era un 26enne, adesso in fin di vita all'Umberto I. Si parlerebbe di morte cerebrale. È stato sbalzato sull'asfalto e le tracce di sangue e il casco a metri di distanza danno l'idea della gravità della situazione. Stava sostituendo un corpo illuminante quando questo furgone, per
per cause ancora da definire, avrebbe colpito il braccio del cestello. Era lui col telefono, anziché guidare e guardare la strada, era al telefono. Chi troviamo sul posto preferisce non farsi riprendere, soprattutto per chi ha visto, il dolore è troppo grande. Però qui tutti parlano di uso del cellulare alla guida. Vedere un ragazzo morire a 26 anni, non ce la faccio, mi dispiace. Però tutti dite che era col telefonino, la persona alla guida. Io non dico niente, io l'ho sentito questa cosa, però io non dico niente. L'hanno visto parecchie persone. A stabilire l'esatta dinamica ed eventuali responsabilità, comunque, saranno gli agenti della polizia municipale. Intanto, l'autista del furgone e il collega del ragazzo sono sotto shock. Sale la preoccupazione dei dipendenti della ST Microelectronics di Catania per il futuro occupazionale. Oggi all'audizione all'ARS assenti i vertici dell'azienda. Giusy Lazzara. Non ci stanno e chiedono di sapere quale sarà il loro futuro alla ST Microelectronics, fiore all'occhiello dell'Etna Valley di Catania. Lo spettro del calo di fatturato trascinato dalla crisi dei semiconduttori e del mercato delle auto si è materializzato per i 5.000 dipendenti siciliani che adesso restano col fiato sospeso. Oggi l'audizione all'ARS chiesta dal Movimento 5 Stelle, ma non c'erano i dirigenti di ST e neanche l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio. In serata lo stesso assessore ha fatto sapere che aprirà un tavolo di confronto con i rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Cresce nel frattempo la mobilitazione anche dei sindacati. Questa è la denuncia partita durante il nostro focus. La nostra produzione ha bisogno di politiche industriali vere, perché quello che accade in Germania o quello che accade in America riflette direttamente sulle nostre produzioni e può mettere seriamente a rischio la nostra industria. Qualsiasi errore, qualsiasi cosa che non sia andata nel verso giusto non è colpa certo delle lavoratrici e dei lavoratori catanesi. La Regione farà la sua parte, fanno sapere, perché il tavolo di discussione porti a soluzioni concrete. Adesso il dialogo con il governo nazionale, che con quello francese detiene il 27% dell'azienda, sarà decisivo per la sorte dei dipendenti e del sito produttivo. 12 famiglie sono tornate a casa dopo l'esplosione che ha sventrato 2 palazzine a Catania. Intanto torna il gas a Trappeto Sud e a Sannullo. Tonino De Mana. Quando vi hanno detto che potevate tornare a casa, cosa ha pensato? Ma non lo so cosa abbiamo, la felicità è stata una felicità immensa, mi hanno detto grazie a Dio, a Sant'Aito, Signore, ma prima a tutti i santi del paradiso, veramente. Il sorriso di questa signora dice tutto. Dopo 21 giorni è arrivato il momento di tornare a casa. La grande paura per l'esplosione causata dalla fuga di gas che ha sventrato 2 palazzine in via Fratelli Gualandi è ormai alle spalle, ma nessuno dimenticherà la sera del 21 gennaio. Su tremore e poi subito il botto, ma il botto mi è sembrato una bomba che era da guerra. Mi sento sonnata perché non è che mi sento buona, perché sono malata magari, molto capitale. Si allentano le maglie della zona rossa, ormai ristrette alle abitazioni sotto sequestro e da vicino, oltrepassare le transenne, lo scenario è apocalittico. Marciapiedi e pavimenti saltati, verande squarciate, mobili e suppellettili sparsi dappertutto. Da queste parti tornare a casa equivale ad una nuova vita. Intanto prosegue il ripristino del gas a Trappeto Sud e Sannullo. In via delle Glorie, Tindari, squadre specializzate tolgono i sigilli dai contatori e ripristinano il servizio. Entriamo anche noi ed assistiamo all'accensione dei fornelli. E gas fu, possiamo dirlo. Finalmente dopo 3 settimane, una disorganizzazione, malinformazione, ce l'abbiamo fatta di avere il gas a casa, accendere il riscaldamento, l'acqua calda e non andare più da parenti e amici a farsi una cavolo di doccia. Entro questa settimana il gas dovrebbe tornare anche a San Giovanni Galermo Alta e gli sfollati, la loro attesa per una collocazione continua, e diventa un caso per il Consiglio Comunale l'ipotesi dell'abitazione abusiva di via Goffredo Mameli. Tra imbarazzi e malumori è stato necessario richiedere il rinvio della seduta.
Falsificava le ricette per incassare rimborsi da parte del Servizio Sanitario Nazionale. I finanzieri di Trapani hanno denunciato un farmacista e una sua dipendente che avrebbero realizzato una truffa da circa 5.000 euro. A casa e nell'auto dell'uomo sono state trovate le medicine senza i bollini farmaceutici, le cosiddette fustelle. I farmaci trovati appartengono alla categoria A, cioè sono a totale carico del sistema sanitario. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Ed eccoci di nuovo in studio. Devoti tutti, la maratona TV su Antenna Sicilia e Telecolor è stata un grande successo di pubblico, oltre 2,5 milioni di telespettatori. Domani sera torna la diretta della celebrazione dell'8ª di Sant'Agata a partire dalle 19. Roberta Lunghi. Raccontare i numeri per dire grazie ai telespettatori, agli investitori commerciali, al pubblico in rete, agli utenti dei social, appassionati di storia e reel. Devoti tutti, edizione 2025, ha unito davanti la TV su Antenna Sicilia e Telecolor oltre 2,5 milioni di telespettatori, con una costanza di ascolto che tradisce l'amore per la festa di Sant'Agata, per la quale appare impossibile perdere un solo frame, un'inquadratura, un'immagine di devozione o una fiammella accesa. Il premio di uno sforzo collettivo di giornalisti, collaboratori, operatori di ripresa, registi, tecnici, pubblicitari e amministrativi sta tutto nel consenso raccolto in 50 ore di diretta, in una edizione nuova per contenuti, immagini e scelte editoriali, volte a privilegiare il pubblico ma anche gli sponsor, che da questa politica di valorizzazione hanno avuto riscontri immediati. Un programma che ha mantenuto fede alla tradizione, con in primo piano le celebrazioni liturgiche, le manifestazioni di un'instancabile devozione, il volto di Agata, la cultura, la storia, stanchezza, lacrime e sorrisi, ma con l'apporto piacevolissimo di sorprendenti contenuti social. Il mondo del web poi è stato un viatico per diffondere Devoti tutti nel mondo. Oltre 500.000 le visualizzazioni sulla Sicilia Web, centinaia di migliaia di spettatori unici per il live in streaming su Antenna Sicilia e Telecolor, collegati ai paesi di tutti i continenti, con Belize, Indonesia, Cuba, Honduras e Mozambico tra i tanti. Domani, giorno dell'8ª di Sant'Agata, sarà tempo per una appendice live a partire dalle 19, dopo il TG di Telecolor delle 18:30, la messa in cattedrale a reti unificate e subito dopo la processione in Piazza Duomo commentata da Adelaide Barbagallo solo su Antenna Sicilia dalle 20. Sarà così un'altra occasione per dire devoti tutti. La Sicilia torna alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo con la Fondazione Federico II. Orazio Longo. 900.000 presenze nel 2024 per il complesso monumentale del Palazzo dei Normanni a Palermo, una presenza di turisti che si spalma nell'arco delle stagioni, nell'ottica però di essere ancora più costante per il futuro. Con questi numeri la Fondazione Federico II dopo 18 anni torna alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano 2025. A tracciare il percorso, alla presenza del governatore Schifani, è stato il presidente dell'Assemblea regionale siciliana e della stessa fondazione Gaetano Galvagno, che durante l'incontro organizzato all'interno dello stand Sicilia ha sottolineato come sia necessario puntare ad ampliare le collaborazioni internazionali e le azioni rivolte al territorio regionale per cercare di fare crescere l'offerta culturale da proporre ai visitatori. Tanti sono i progetti che sono già partiti, altri che abbiamo in cantiere. Ci vogliamo occupare anche di un qualcosa che è la destagionalizzazione, per la quale noi già stiamo lavorando. Ne è prova e testimonianza il fatto che abbiamo deciso di fare la mostra più importante dell'anno, ovvero quella di Picasso, in un periodo che va da dicembre a maggio. La Fondazione Federico II, istituita nel 96, ha tra i suoi scopi principali il compito di valorizzare il patrimonio culturale siciliano e gli artisti. Dal 2004 cura la gestione dei servizi aggiuntivi del Palazzo Reale e della Cappella Palatina. Organizza e promuove eventi, mostre e convegni. Tra le iniziative di arte contemporanea è stato illustrato il progetto Le vie da seguire, con i murales firmati da grandi artisti della street art per esaltare la vittoria del bene sul male. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, col Catania che comincia la preparazione in vista della sfida con la Casertana. Siamo allo sport, il calcio. Il Catania comincia la preparazione in vista della sfida con la Casertana, tanti assenti ma il morale è in crescita. Marco Carli.
Una settimana diversa, probabilmente, anzi sicuramente la migliore di questo 2025 per il Catania, resa serena dopo il successo in casa della capolista, non inquinata, fra virgolette, dal mercato. Il gruppo è questo, assenze e infortuni compresi, e si fa di necessità virtù. Non sempre un male quando si riesce a mettere in campo determinazione e coesione. Uno sguardo alla classifica per una corsa playoff che vede il Catania ovviamente rilanciato dopo Monopoli, e uno all'infermeria, da cui potrebbero non arrivare novità significative. Si monitorano le condizioni di Lunetta. Per gli altri probabilmente servirà tempo. In settimana ci saranno indicazioni ulteriori. Quaini e Frisena rientrano dalle squalifiche e riducono il numero degli assenti, ben 10 a Monopoli. Intanto alcuni loro compagni fanno passi avanti decisi nella condizione psicologica, fattore determinante nello sport. Sono i protagonisti di Monopoli. Corallo, che ha dimostrato ancora una volta come il lavoro sul settore giovanile, se ben fatto, sia determinante. Ierardi, di cui si erano perse le tracce, era diventato anche uno dei potenziali ceduti nel mese di gennaio. Toscano lo ha rilanciato per assenze varie, ora sarà a lui farsi trovare ancora pronto. De Paoli si presentava come l'attaccante dell'ultimo minuto del mercato, con uno score stagionale non certo altisonante, un gol in 21 partite. In Puglia ha segnato dopo 2 minuti, un protagonista inatteso, come spera di tornare ad essere il Catania nonostante tutto e al netto delle controprove necessarie in questo finale di stagione. Il Palermo presenta il portiere Audero. Sentiamo Marco Gullà. Il pareggio travestito da sconfitta con lo Spezia fa ancora male, ma per il Palermo è già tempo di guardare avanti e iniziare a lavorare per tornare in zona playoff, al momento distante 2 punti. Oggi la presentazione del neoportiere Emil Audero, che ovviamente torna sulla gara del picco. Nonostante tutto, secondo me hanno fatto una partita molto importante, perché insomma fai 2 gol, subisci magari più del dovuto, però lo fai con ordine, lo fai con uno spirito giusto, insomma, no? Avevamo difeso bene per praticamente tutta la partita. A mio avviso, secondo me, abbiamo subito 2 gol, di cui uno, secondo me, c'è bravura anche dell'attaccante. Audero ha parlato anche del suo inserimento nel gruppo, lodando l'accoglienza ricevuta dai compagni e la forte motivazione che lo ha spinto a scegliere Palermo. È stata più che positiva, compresa anche i miei compagni di reparto, e quindi non posso che essere felice. Questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.